a parlare di pallavolo, di Serie B2 femminile, niente da fare per il Volto, posto in casa la capolista Sanda Monza incappa in una netta sconfitta, a secco anche il San Marco Pego. Vediamo i servizi di Nicola Antonietti e Valentina Bigi. Troppo Monza per il Volto e la partita con la capolista si traduce per le collinari in una nettissima sconfitta. L'impietoso tabellino recita 3-0 per le Brianzole in poco meno di un'ora e mezza di gara, eppure non tutto è da buttare. Si è onato nel primo set il Volto e il merito di non demoralizzarsi ai primi tentativi di fuga del Sanda Monza e trascinate dalla Ziglio prima e dalla Peretto poi riescono per 2 volte a raddrizzare una barchetta lasciata in balia dei centimetri in più delle Brianzole, ma anche di un'infinità di errori punto, troppi per competere alla pari con avversari di questa caratura. Fatto sta che la prima frazione si conclude con un secco 25-20. Il secondo set vede le Voltesi balzare avanti 6-5, ma il coraggioso tentativo delle collinari fa solo il solletico al Monza, che trascinato da un Angeli in grande spolvero ribalta senza problemi il punteggio, concludendo in porto il secondo set con un netto 17-25. A questo punto, con il match gravemente compromesso, coach Fasani prova a scompaginare le carte con il debutto stagionale della Ripa Monti, ma non c'è nulla da fare. La percentuale d'attacco rimane comunque deficitaria e per Monza non ci sono problemi a piazzare il decisivo 25-18. Nessun rimpianto vista la forza dell'avversario, ma per riuscire ad ottenere qualcosa in più occorrerà una maggiore precisione in attacco, se non altro per evitare di disperdere un potenziale che sembra comunque di buona qualità.